Parte dal Veneto la fronda che non segue la linea Berlusconi, in testa ai dissidenti Sacconi e Giorgetti. La crisi di governo congela finanziamenti per la laguna, la questione delle grandi navi e l'area metropolitana, Venezia in stand-by. Previsto un peggioramento del tempo, paura nel Veneto orientale dopo la bomba d'acqua che lo ha flagellato domenica. Benvenuti a questa edizione del TG di Televenezia. Il PDL è a rischio frattura e di nuovo sono i veneti a cappeggiare la rivolta contro Berlusconi e i falchi che lo consigliano. Le sorti del partito sono legate al destino del paese e anche del Veneto. I parlamentari della regione Giorgetti e Sacconi sono contro la caduta del governo. Veneti in prima fila contro Berlusconi e i falchi del PDL, e non stiamo parlando soltanto dell'attacco folcloristico del parroco di Veternigo, frazione di Santa Maria di Sala, Don Paolo Cecchetto, durante l'omelia di domenica. Lo ha definito una figura porca e dissoluta e ha giustificato lo sfogo additandolo come colui che ha aperto la crisi di governo. Inutile dire che lo scossone del prelato non ha scomposto il suo pubblico. Come sempre gli attacchi al veleno contro il cavaliere servono soltanto a radicare maggiormente nelle loro convinzioni i sostenitori di Berlusca, che secondo il sondaggio conta ancora sul 25% dell'elettorato nonostante tutto. Sì, nonostante tutto, perché il paese sta andando a rotoli e rivela una classe dirigente assolutamente inutile, anzi dannosa, e dentro c'è anche il cavaliere, che piaccia o no. I fedeli di Berlusconi non si fanno convincere nemmeno dal graffiante Cacciari, altro veneto e intellettuale di spicco nel paese, che ha definito Berlusconi una catastrofe estetica. Basta guardare le torte che sono state sfoggiate per il giorno del suo 77° compleanno. La lista dei veneti contro si allunga poi se si mette il naso in casa Berlusconi. Sì, perché in questo momento sono i veneti Giorgetti e Sacconi che stanno guidando la fronda nel PDL contro la deriva estremista ispirata dai falchi, Santanchè e l'avvocato Ghedini in testa. E non dimentichiamo che a far cadere l'ultimo governo Berlusconi sono stati i veneti Fabio Gava e Giustina Destro. Finiranno nel dimenticatoio come Fini, prevede la Santanchè, che invece ci tiene a mantenere un posto al sole, costi quel che costi, anche buttare a mare il paese. Per raddrizzare la Costa Concordia abbiamo dovuto rivolgerci ad un team straniero, forse dovremmo farlo anche per dirigere il governo. E arriva la catastrofe tanto temuta. Da domani cresce il prezzo della benzina, primo effetto dell'aumento dell'IVA causato dalla crisi di governo. L'effetto domino sui prezzi dei beni di consumo si noterà in 7 giorni. Crisi di governo. Da domani scatta l'effetto domino sui prezzi per l'aumento di un punto percentuale dell'IVA. Con l'imposta sul valore aggiunto al 22% anziché al 21%, la benzina salirà ad 1,50 € al litro, il diesel a 1,4 € e il GPL a 0,7 €. A cascata saliranno anche tutti i prezzi dei beni di consumo, gravati dalle spese di trasporto più care. Va detto che però l'impatto sui prezzi praticati non dovrebbe essere immediato, ma spalmarsi lungo la settimana in funzione della fisiologica rotazione delle scorte. La CGIA di Mestre torna a rammentare che l'aumento peserà soprattutto sulle famiglie meno abbienti ed eroderà il potere di acquisto del ceto medio. Una batosta per la ripresa dell'economia e chi lavora nel privato. Lo scenario da brividi non risparmia però nemmeno il pubblico. Tutto è in stand-by per i comuni che attendevano il trasferimento del rimborso IMU, Venezia in testa. Caffarsetti, secondo quanto ha annunciato il sindaco Giorgio Orsoni, attendeva 10 milioni di euro per pagare stipendi, mense e scuolabus, e per il prossimo mese ad attendere il personale comunale c'è un grande punto interrogativo. C'è poi la questione grandi navi. Oggi si doveva prendere una decisione in un vertice a Roma con Enrico Letta e invece è saltato e gli 8 mesi di dibattito resi inutili, mentre il clima di incertezza sta spingendo le grandi compagnie crocieristiche a cambiare home port. Inoltre si è arenato anche il dibattito sull'area metropolitana di Venezia, altro cavallo di battaglia su cui contavano politici e imprenditori per ripartire con lo sviluppo del territorio. Naturalmente lo ricordiamo, tutti questi servizi li trovate anche sul nostro sito Facebook e sul nostro sito di Televenezia. Se volete dire la vostra c'è lo spazio per parlare, poi vi daremo anche spazio anche nel nostro notiziario. E intanto continua il contrasto alla concorrenza sleale. La Polizia Municipale di Venezia ha sequestrato 1400 oggetti di venditori abusivi, alcuni irregolari in strada, inseguiti dagli agenti della polizia locale per ben 53 volte
hanno abbandonato la merce e sono scappati via. 22 operatori in borghese, divisi in 5 squadre, sono riusciti a sorprendere 67 venditori abusivi nel corso del fine settimana, in postazioni fisse di controllo in piazzale Roma. Tra i denunciati è forte la presenza di cittadini del Bangladesh rispetto ai venditori senegalesi, sorpresi a vendere in nero ombrelli e ponci per la pioggia. E ora cambiamo argomento, parliamo del tempo. Preoccupazione nel Veneto orientale dopo la bomba d'acqua caduta domenica e i forti allagamenti. I meteorologi prevedono un peggioramento e si teme ancora la pioggia da record. Forti disagi per il maltempo in tutto il Veneto. Nefertari, il ciclone che si è abbattuto sul Veneto orientale, ha procurato non pochi danni, mettendo in pericolo a Fossalta una famiglia che mentre percorreva un sottopasso in via Olimpia è dovuta scappare in fretta e furia, lasciando l'auto che pian piano finiva sotto acqua. La conta sarà di 20 cm di pioggia in meno di un'ora. Tutto comincia alle 9 di mattina, quando una prima ondata mette in allarme la protezione civile e lo stesso sindaco di Fossalta, che alle 10 da un magazzino della protezione civile assiste allo scatenarsi del vero e proprio nubifragio che ha messo in allarme i cittadini e mandato in tilt il centralino della compagnia di carabinieri di Portogruaro. E se i fiumi hanno retto, a creare problemi sono state le strade che hanno semi-paralizzato, finendo sotto acqua il centro di Fossalta. Uno scenario disastroso che non ha risparmiato neppure le frazioni limitrofe, e la situazione meteo in queste ore pare destinata a peggiorare. Voltiamo pagina, chi vanta crediti nei confronti dello Stato può anche non versare l'IVA. È in sintesi quanto ha stabilito il Tribunale di Venezia, che ha assolto un imprenditore di Marcona accusato di evasione fiscale. Non aveva versato l'IVA perché non aveva riscosso 2 fatture da 2 comuni, un precedente che potrebbe aiutare molti imprenditori sul lastrico proprio a causa dello Stato insolvente. Sentenza memorabile contro chi non paga i propri debiti. Ad emetterla è stato un giudice di Venezia che ha assolto un imprenditore di un'impresa di Marcona, ma residente ad Oderzo, che non ha versato l'IVA perché non riusciva a farsi saldare le fatture da alcuni comuni e 2 colossi della telefonia mobile. Il magistrato ha riconosciuto che l'uomo non voleva frodare il fisco, bensì semplicemente non aveva il denaro per pagare. Si tratta di una sentenza pilota che potrebbe diventare un precedente decisivo per tutte le società che avanzano crediti nei confronti dello Stato e che sono costrette comunque a pagare le tasse per evitare la denuncia di frode o evasione fiscale. Ora l'evasore, assistito dall'avvocato Franco Miotto, che ha ricevuto i pagamenti, ha chiesto e ottenuto di pagare a rate i 135.000 euro di IVA non versati. L'incubo del manager che dirige a Marcona una ditta che fattura oltre 3 milioni di euro e dà lavoro a 25 dipendenti era iniziato 2 anni fa. Su segnalazione dell'Agenzia delle Entrate, la Procura gli aveva contestato l'accusa di evasione fiscale. Per molti altri l'incubo continua e purtroppo lo Stato non è l'unico che non paga. Il suo operato funziona da cattivo esempio e crea un malcostume, inducendo i privati, anche in possesso di risorse, a non onorare i propri debiti, creando una generale crisi di liquidità. E ancora una volta torniamo a parlare di fuga di cervelli. Stavolta si tratta di un 27enne di Cittadella che ha ottenuto in Canada un finanziamento di circa 100.000 euro per le sue ricerche. La sua ricerca scientifica e il dottorato gli hanno valso 100.000 euro da parte del governo. Ovviamente quello canadese. Pietrangelo Gobbo di Cittadella, 27 anni, se n'è andato in Canada dopo aver preso la laurea in chimica ed ora è al 3° anno di dottorato alla Western University. Una soddisfazione personale, commenta Gobbo, che si è laureato a Padova, un finanziamento utile per la sua ricerca che qui in Italia si sarebbe solo sognato. È l'ennesimo caso di fuga di cervelli e oramai stiamo assistendo a un vero e proprio esodo. D'altro canto, qui in Italia non sembrano esserci prospettive per i giovani laureati che preferiscono, dati alla mano, rivolgersi ai paesi esteri per una occupazione o il proseguimento degli studi e delle ricerche, e se gli si chiede se mai torneranno, la voce sembra essere sempre la stessa. Pietrangelo Gobbo risponde: per tutti. Si fa ricerca anche qui, dice, ma non credo tornerò in Italia. A rimetterci non sarà certo il Canada. Il Veneto dei primati nel bene e nel male, questa volta nel male. Il passante di Mestre è l'autostrada più cara d'Italia.
È il passante di Mestre l'autostrada più cara d'Italia. Questo è ciò che emerge da un dossier reso noto da Diego Bottacin, consigliere regionale di Verso Nord, secondo cui, escludendo la Torino-Aosta, che gestisce anche i costosi trafori alpini, il triste primato di autostrada più costosa della penisola spetta al tratto che collega Dolo a Quarto d'Altino. Attualmente un'automobile per attraversare il passante deve spendere ben 11 centesimi al chilometro, contro i 5,7 della Mestre Padova. Ma c'è di più. In Veneto, tra privati e pubblici, sono ben 5 i concessionari che si spartiscono la torta autostradale, con pedaggi che variano anche del 40% da una tratta all'altra. Un ventaglio di tariffe che confonde gli addetti ai lavori e che impedisce di capire quale sia l'effettivo costo di manutenzione di un'autostrada. Secondo Diego Bottacin, per controllare meglio il sistema delle concessioni nella gestione autostradale si devono mettere a gara tutte le concessioni e mettere così in concorrenza i vari operatori. Invece ora, ad esempio, tratte come il passante sono in mano alla CAV, Concessioni Autostradali Venete, società a partecipazione mista pubblico-privata, la stessa che ha costruito l'opera in project financing e che per contratto terrà la gestione della direttrice per 30 anni per recuperare sia l'investimento di 2 miliardi per la realizzazione che i guadagni per i finanziatori. E intanto sul terraglio è molto forte la battaglia contro la prostituzione da marciapiede, il referendum contro la legge Merlin per cui si sta battendo il sindaco di Mogliano però rischia grosso. Finora è stata raccolta poco meno della metà delle firme richieste dalla legge, ossia 500.000. Ci sono altre 2 settimane di tempo, forse un tempo non sufficiente. La campagna per la raccolta di firme contro la legge Merlin a Mogliano langue. Oggi è scaduto il termine entro il quale il sindaco di Mogliano, Giovanni Azzolini, avrebbe dovuto raccogliere, come si era prefissato, 500.000 firme previste dalla legge per indire un referendum per l'abrogazione della legge Merlin e dunque la riapertura delle case chiuse. Mancano ancora all'appello decine e decine di migliaia di firme, probabilmente almeno metà del quorum richiesto, anche se il comitato referendario preferisce non fornire dati ufficiali in queste ore, ma secondo il primo cittadino moglianese c'è tempo ancora fino al 16 ottobre. Il sindaco si è recato proprio la settimana scorsa, venerdì 27 settembre, a Roma ed è tornato con un'interpretazione più elastica della normativa. L'articolo 75 infatti distinguerebbe tra la richiesta del referendum da depositare alla Corte di Cassazione che andava presentata entro il 30 settembre, cosa che è stata fatta, e il deposito delle firme che dovrebbe avvenire entro 90 giorni dalla vidimazione del primo modulo avvenuto il 23 luglio scorso. Insomma, chi non sopporta più di assistere alla vendita di sesso sotto casa ha ancora speranze di continuare la battaglia contro la prostituzione da marciapiede. Tra i nomi di spicco che hanno accettato di firmare c'è anche Sveva Belviso, capogruppo PDL nel Consiglio Comunale di Roma ed ex sindaco della Giunta Alemanno. La lotta contro la burocrazia, una busta paga unica per tutte le aziende e le imprese d'Europa. L'idea parte tutta dal Veneto e punta a semplificare la vita non soltanto delle attività commerciali ma anche ai lavoratori stessi. Vediamo di cosa si tratta. Una busta paga unica europea per tutte le imprese con sede nell'Unione, un'idea tutta veneta discussa a Milano durante il seminario La busta paga europea, una soluzione per integrare, competere lealmente, semplificare. Ed in effetti sul piano pratico pare proprio così, una soluzione tecnica semplice e a costo zero, un cedolino con tutti i dati dell'impresa, del lavoratore, dei contributi, della previdenza, sono stati ricollocati in uno schema ben più comprensibile anche al lavoratore stesso. Ad idearlo la NCL Veneto, l'ANIV regionali insieme all'Eurosportello del Veneto e Dipartimento Politiche Comunitarie di Unioncamere Veneto. Un sistema unico europeo dunque, vista anche l'internazionalizzazione di imprese che necessita di incroci fra buste paga con diverse imposizioni e importi e che ha dunque bisogno di un sistema unificato. E siamo alle notizie dall'area metropolitana a cura di Margherita Beato. Parleremo del primo ambulatorio sociale, di un concerto molto disturbato e della stagione turistica salva grazie agli stranieri e poi di molto altro. Sì? Cioè? È il
Sottomarina se l'è cavata grazie ai tedeschi più 17% e al settore della nautica da diporto decisamente in salute. L'economia balneare chioggiotta ha tenuto. La stagione 2013 ha dovuto fare i conti soprattutto col maltempo e fino al 30 luglio si è registrata una flessione del 10%. Poi, grazie al meteo stabile fino a metà settembre, c'è stato un netto recupero. Il milanese dell'anno 2013 potrebbe non essere una persona in carne ed ossa, ma un reparto ospedaliero. Pioggia di voti per cardiochirurgia, fiore all'occhiello della sanità, eppure a rischio chiusura. La classifica è provvisoria, c'è ancora tempo per votare il successore di Paolo Favaretto, milanese 2012. Basta inviare una mail con il nome del preferito a milanese2013@libero.it. Versi elettronici di Falchi e Poiane durante il concerto in omaggio a Morricone. L'insolita scena si è svolta in piazza Indipendenza a San Donà, dove oltre ai musicisti si sono messi a suonare anche i dissuasori acustici installati dal comune per allontanare i colombi. Il sindaco Andrea Cereser si è scusato con la platea di 500 persone e forse medita di cambiare metodo. Da gennaio prossimo Treviso dirà addio ai cassonetti, arriva la raccolta porta a porta. Non sarà un passaggio semplice, servirà una lunga campagna, circa 3 mesi di informazione. Il primo grande cambiamento sarà soprattutto estetico. Da piazze e strade di Treviso spariranno tutti gli attuali cassonetti della spazzatura, del secco, della carta, del vetro e dell'umido. In 100 in marcia a Venezia per salvare le mura di Castelfranco, meta della spedizione, la sede regionale di Palazzo Balbi, dove i castellani, con megafono, slogan e cartelli, hanno chiesto di poter attingere a fondi europei, visto che il comune ha le mani legate per via del patto di stabilità. Intanto le condizioni delle mura peggiorano, soprattutto quelle delle torri nord-ovest e sud-ovest. La festa provinciale della Lega si farà il 18 e 19 ottobre prossimi a Villorba. Sarà tutta un'altra cosa rispetto ai fasti del passato, una manifestazione sobria e senza sprechi. Intanto per la prima volta si festeggia fuori città, ovvero al Bocciodromo in zona industriale di Villorba. Obiettivo prioritario è compattare le due anime divise della Lega, Maroniani e Bossiani. Visite specialistiche gratis a chi non può permettersele. È stato inaugurato a San Giorgio in Bosco il primo ambulatorio sociale del Veneto, il terzo in Italia. Un'equipe di medici volontari, compresi 2 primari, è a disposizione degli indigenti, circa 300 persone, seguite dalla Caritas e filtrate dai servizi sociali del comune. Funzionerà su chiamata e appuntamento. Nonostante la pioggia, 2000 padovani hanno partecipato all'inaugurazione ufficiale dell'ippodromo Breda a Ponte di Brenta, riaperto dopo una chiusura forzata di 21 mesi. Oltre alle corse c'è stata una grande festa con tanto di musica dal vivo e figuranti in costume. Aperto anche un nuovo parco annesso all'ippodromo, a disposizione del pubblico tutti i giorni. Rimossa la scultura di Kim Yang-won, che per mesi è stata sull'Easton, davanti a Palazzo Moroni, sede del municipio di Padova. Il sindaco Ivo Rossi sta pensando però di acquistarla per sistemarla nel rinnovato piazzale della stazione, proprio di fronte all'ingresso dello scalo ferroviario. La statua di donna dell'artista coreano costa 95.000 euro. E ora agli spettacoli, non è ancora ufficiale, ma con ogni probabilità la finale di Miss Italia si farà il 27 ottobre al Pala Arex di Jesolo. Per la verità in quella data il Palazzetto dello Sport avrebbe dovuto ospitare un raduno di fedeli della Madonna di Meggiugori, ma è stato trovato un compromesso e i fedeli sono stati dirottati a Jesolo Paese in una tensostruttura a carico degli organizzatori di Miss Italia. Intanto sono riprese le trattative con la SET, quindi si torna a parlare di diretta televisiva
televisiva e staremo a vedere. E ora la rubrica Qui Redazione, siamo in collegamento telefonico con Tiziano Graziottin per capire qual è la notizia del giorno secondo la redazione. Ciao Tiziano, dici tutto. Ma noi stiamo lavorando ancora, come negli ultimi 2 o 3 giorni, sulla questione della TAV e del tracciato del treno ad alta velocità, ad alta capacità relativamente alla provincia di Venezia evidentemente. Crediamo di aver avuto il merito come giornale di aver sottolineato questa incongruenza, nel senso che c'era questo tracciato cosiddetto litoraneo, diciamo, previsto in avvicinamento alle spiagge, che però nessuno a parole voleva e che in realtà è l'unico che oggi è sul tavolo del Ministero. Ecco, quindi diciamo che è bello che grazie al vostro giornale e anche a un appello della CGIL questo progetto a cui hanno lavorato i sindaci e anche il commissario vada finalmente inviato a Roma. Certo che non è molto bello che si sia sbloccata la situazione soltanto perché si è mosso il Gazzettino e la CGIL. Beh, in effetti c'era una situazione di stallo abbastanza incomprensibile, perché ripeto, la volontà del territorio è chiara da almeno un anno, ovvero non fare il tracciato cosiddetto litoraneo e puntare invece su quello di potenziamento della rete o in affiancamento della rete ferroviaria esistente, che ha il pregio, ricordiamolo, di essere molto meno impattante sul piano proprio ambientale e anche meno oneroso economicamente. E però, come abbiamo scritto, questo progetto insomma non arrivava a Roma, con questo perché il progetto in realtà deve essere ancora messo giù o redatto dai tecnici. E quindi, come dici tu, è un aspetto abbastanza preoccupante, ma chi lo sa, probabilmente non a tutti in realtà questo progetto, il progetto secondo rispetto al primo, che era quello cosiddetto delle spiagge, piaceva, e forse questo ha provocato uno strano rallentamento, uno strano cortocircuito. Benissimo, grazie Tiziano Graziottin, ci risentiremo nei prossimi giorni sempre per il nostro collegamento quotidiano con la redazione del Gazzettino, e intanto è il momento di Edoardo Sivori che parlerà della scuola. Non ne posso più. Ecco, amici, questo che vedete alle mie spalle è il paradigma di ciò che dovrebbe essere una scuola. Una scuola è ciò che manca a noi. Ciò che manca è una scuola che ci faccia crescere. Ma finché la scuola, il MIUR, cioè il Ministero della Istruzione, Università e Ricerca, a conti fatti, non sto dicendo fantasie, è il 6º datore di lavoro al mondo per numero di dipendenti, e ha un così alto numero di precari che si possono contare in milioni, se non decine, è evidente che è un grande campo in cui ogni partito, ogni coalizione ha i suoi, e per cui si mantiene comodi e cari e caldi i precari che sono, secondo i cattivi, io non ci credo perché non penso che i nostri politici siano così, ma i cattivi pensano così, che sono un bacino di utenza elettorale pronto al momento opportuno. Quindi non saranno mica scemi quelli che ci governano a mandar via i precari, perderebbero un grosso bacino elettorale. E quindi continuiamo così. La gente non ne può più, ma sta zitta. I precari non ne possono più, ma che devono fare? Quando c'è questa sorta di ricatto vai e vieni? Ma noi non ne possiamo più, ne riparleremo. Grazie Edoardo Sivori, e ora le previsioni del tempo.
Martedì 1 ottobre, nuvolosità diffusa ma innocua, minime ancora in diminuzione, massime in aumento, comprese fra gli 11 e i 19 gradi, mare da poco mosso a mosso. Mercoledì 2 ottobre, nubi sparse o cielo coperto, valori in leggero rialzo, oscillanti fra i 14 e i 20 gradi, mare poco mosso. Giovedì 3 ottobre, copertura nuvolosa compatta, cielo grigio, temperature in abbassamento, mare mosso. La marea di martedì 1 ottobre è sostenuta, la massima alle 9,55 80 cm, la minima alle 3,20 0 cm. È tutto per questa edizione, gli aggiornamenti nelle prossime edizioni. Grazie per averci seguito. Vi ricordo che potete tranquillamente esprimere tutte le vostre opinioni sul nostro sito Facebook, su via mail e anche sul nostro sito di Televenezia, e noi vi daremo ascolto e vi daremo anche spazio. Grazie ancora per averci seguito, buon proseguimento.